Parola ora a Mauro Della Valle con Veneto Economia. Benvenuti a questa edizione di Veneto Economia. Oggi abbiamo ospite Davis Rizzo, presidente Lega Coop del Veneto. Presidente, la vostra è una organizzazione antica della cooperazione italiana che affonda le proprie radici addirittura nella seconda metà dell'Ottocento. Ecco, cosa rimane del vostro DNA, di questi principi, possiamo chiamarli così, costituzionali? Di questi principi rimangono quelle che sono le caratteristiche principali della cooperazione, che appunto sopravvivono a così tanto tempo dalla nostra nascita, e che sono il principio della mutualità e del non profit come caratteristica principale delle imprese cooperative. L'impresa cooperativa non ha come scopo quello di dare un profitto alla fine dell'anno, come si ha nelle imprese di capitale privato, ma ha quello appunto di instaurare uno scambio mutualistico tra la cooperativa stessa e i soci che ne fanno parte. Ecco, quindi diciamo, contrariamente alle aziende private, non c'è una distribuzione degli utili? Assolutamente no. Gli utili delle cooperative vanno reinvestiti nelle cooperative stesse. Ecco, nell'ambito del mondo della cooperazione, voi quale spazio occupate, diciamo così? Ma noi occupiamo lo spazio che, come dire, in Veneto è derivante dal fatto che rappresentiamo più di 300 cooperative con un valore della produzione che si attesta all'incirca sui 2 miliardi di euro, e rappresentiamo quell'area, quello spazio all'interno del movimento cooperativo che un tempo era definito come quello della cooperazione rossa, se vogliamo usare terminologie oramai superate, e rappresentiamo soprattutto quell'insieme valoriale che ci contraddistingue da quasi 2 secoli di vita. Si è citato il settore sociale, che è larga parte della vostra rappresentanza per quanto riguarda le cooperative a voi associate. Il settore sociale è molto importante si espande in diversi settori, le case di riposo, gli asili nido e così via. Ecco, c'è un problema in questo momento che è rappresentato dal rinnovo del contratto. Qual è la situazione in particolare in Veneto, ovviamente? Sì, il problema che stiamo vivendo come settore sociale è un problema che non riguarda solo noi come operatori di questo comparto, ma che riguarda tutti i veneti. Perché? Nel corso del 2024 si è addivenuti al rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore sociale e di conseguenza si sono visti aumentare i costi che le cooperative sociali devono sostenere per fare la loro attività, per svolgere la loro attività quotidiana, che, ribadisco e sottolineo, è un'attività assolutamente strategica. Le cooperative sociali gestiscono strutture fondamentali, gestiscono servizi per le fasce più deboli della società. Penso alle case di riposo, penso agli asili nido, penso ai centri diurni per invalidi. Quindi stiamo parlando di operatori sociosanitari? Parliamo di operatori sociosanitari, di OSS e quant'altro. Era dovuto l'aumento e l'adeguamento delle retribuzioni di queste persone, che per il lavoro che fanno sono retribuite in maniera molto bassa rispetto appunto alla fatica che svolgono, e di conseguenza appunto i costi che devono sostenere le cooperative sono aumentate a seguito del rinnovo del contratto. Ora, il problema è derivante dal fatto che da parte della Regione non c'è stato il riconoscimento di questo incremento di costi. Il rischio è che le cooperative sociali si trovino di fronte a una situazione di squilibrio economico-finanziario, nel senso che, non riuscendo a coprire i costi aumentati, debbano in qualche maniera rinunciare a erogare quei servizi. Capite bene che questo è un rischio veramente fondamentale e di portata potenzialmente devastante per l'intera regione, per intere fasce di popolazione che sono appunto le fasce di persone più deboli e più fragili. Allora speriamo davvero che questo non succeda, visto l'ampio spettro di cittadini che sono coinvolti, ma anche di lavoratori naturalmente e di soci delle cooperative. Ringraziamo naturalmente Davis Rizzo, presidente Lega Coop del Veneto, per la sua presenza oggi, e a tra poco con Veneto in diretta.